benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne. I dati sono allarmanti. Il presidente Mattarella avverte: non si è fatto abbastanza. Ascolteremo una drammatica testimonianza da Palermo. Molte donne subiscono anche violenza economica. Da Sicilia 24 Focus sulla storia di una pensionata catanese costretta a vivere con 550 euro al mese. Lancio di pietre, botte tra i tifosi. Ieri pomeriggio a Vittoria, prima della partita tra il Vittoria Calcio e il Milazzo, un agente di polizia ferito. 5 Stelle, la Sicilia si allinea a Conte e adesso in molti si organizzano già per il terzo mandato. Affari milionari in Sicilia, l'isola di Capopassero venduta per 10 milioni per farne un resort, un albergo di lusso. I Verdi chiedono l'intervento del governo da Roma. A Siculiana, vicino ad Agrigento, c'è un nuovo museo dedicato a un mito della Formula 1, a Ayrton Senna. I trisavoli del grande pilota brasiliano erano siculianesi. Calcio, pari e rimpianti per il Palermo, che al Barbera non va oltre l'1-1 con la Sampdoria. Tutino prima, poi Di Francesco gli autori dei gol. Ancora un derby tra Catania e Trapani dopo la gara di campionato. Le due squadre si affrontano domani sera al Massimino per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Bentrovati. Nella giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne, i dati allarmanti si alternano ai tentativi di arginare il fenomeno, ma il presidente Mattarella avverte: non si è fatto abbastanza. Da Catania, Lorena Dolci. Dove sei, ma quanti ragazzi conosci, ma cosa fai, ma perché ti vesti in questo modo? Ecco, questi sono dei piccoli segnali che ci fanno proprio capire che magari in futuro potrebbe nascere qualcosa che in realtà non è una relazione sana. Vanno a dire: ah, mi dai il tuo Instagram, quindi mi dai la password del tuo Instagram, perché proprio vogliono avere al 100% il controllo su quella persona. La violenza di genere vista da Alice e Gloria, 17 anni. Ci sono anche quelli della quarta B del liceo Turrisi Colonna al Tribunale di Catania. Sono proprio quelle giovanissime di cui nella giornata contro la violenza sulle donne il presidente Mattarella ha detto: non si è fatto abbastanza per salvaguardarle, nonostante i numeri allarmanti. Solo a Catania 1500 segnalazioni in un anno, elenca il questore, che emanando gli ammonimenti ha un ruolo cruciale. Non è soltanto un problema di contrasto, né tantomeno solo un problema di prevenzione del fenomeno. Qua c'è la necessità di fare un cambio di passo da un punto di vista proprio culturale. Cambiamento che passa attraverso la formazione non solo del personale di polizia che si trova davanti storie di abusi e violenze, ma anche degli avvocati. Avendo un ruolo delicato da rivestire, nutrirlo di competenze, di professionalità e di sensibilità, ma soprattutto di preparazione. Abbiamo sempre assistito a una mentalità nella quale il miglior difensore è quello che estremizza la difesa e le ragioni di una parte. Invece oggi bisogna avere la consapevolezza che è la composizione della crisi l'unico strumento attraverso il quale si darà soluzione. La Procura di Catania tratta 1500 processi da codice rosso ogni anno, dal delitto d'onore punito con una pena inferiore al furto aggravato ai matrimoni riparatori per le ragazze stuprate. Il mondo è cambiato e sono cambiate le leggi, ma l'ottimismo si scontra ancora con i numeri. Una donna su 3, dicono le statistiche, ha subito violenza. L'abbiamo sentito poco fa. Ebbene, le statistiche ci dicono che ben il 29% degli adolescenti, dei ragazzi, delle ragazze, è molto abbastanza d'accordo con l'opinione che le ragazze possono contribuire a provocare la violenza sessuale con il loro modo di vestire o di comportarsi. Sono pregiudizi duri a scomparire. Abbiamo detto 100 volte in questi giorni: nessuna scusa, e lo ripetiamo anche adesso. Andiamo a Palermo adesso con la drammatica testimonianza di Veronica, vittima di violenza da parte dell'ex marito. Marco Gulà.
Alzava le mani e anche verbalmente mi riempiva di parolacce. Ci sono state diverse occasioni in cui appunto mi tirava i capelli, mi dava degli schiaffi. Lei è Veronica, donna palermitana, madre di 3 figli e vittima di violenza da parte dell'ex compagno, discussioni, liti furibonde e soprattutto violenza, come quando al 6° mese di gravidanza Veronica viene aggredita con calci e pugni e rischia di perdere la figlia, che adesso ha 6 anni. In un'occasione, il giorno prima appunto di sentirmi male e appunto avere questo parto improvviso, avevo ricevuto un pugno nella pancia. E quindi da là è cominciato che sono stata male per tutta la notte e l'indomani mattina mi hanno ricoverato. Perché c'erano queste discussioni? Perché era così violento? Lui era così violento perché si faceva, diciamo, dei pensieri strani nella testa se mi trovava il telefono occupato. Pensava che stavo parlando, mi diceva proprio espressamente stavo parlando con qualche amante. Se capitava di incontrare qualche amica, diceva appunto che facevamo cose strane. Al fianco di Veronica c'è il figlio. Sono momenti delicati, anche perché sulla donna incombe una procedura di sfratto. Deve lasciare casa perché non riesce più a pagare l'affitto. L'ufficiale giudiziario la scorsa settimana, quando è venuto, ha dato 10 giorni di tempo ad oggi. Quindi oggi sono in attesa appunto che si ripresenti per fare l'esecuzione. In questi casi comprovati si va in deroga alla graduatoria e si assegna un alloggio con priorità perché l'obiettivo primario è quello di mettere in sicurezza il nucleo familiare. Veronica vuole rialzarsi e lasciarsi alle spalle questo periodo nero. Ha paura di questa situazione? Sì, abbastanza. È una testimonianza sulla quale riflette anche perché, come avete sentito, molte donne subiscono anche violenza economica e non si tratta soltanto dei salari che sono più bassi solitamente di quelli degli uomini. A Sicilia 24 Focus abbiamo trasmesso la storia di Carmela, pensionata catanese con 550 euro al mese. Eccola con Giusy Lazzara. Tanti sacrifici e troppi lavori precari. Non è bastato studiare e impegnarsi per anni. Oggi Carmela ha raggiunto la pensione, ma con 550 euro al mese non può vivere. Io sono una neopensionata, quindi è da poco che sono in questa condizione. E dopo una vita comunque di lavori precari, perché purtroppo i lavori sono tutti a termine e quindi non sono riuscita a raccogliere abbastanza contributi. Speranze andate deluse. Nel tempo si è aggravata anche la sua condizione. Finora francamente sono stata aiutata dalla famiglia. Non le nascondo che mia mamma di 90 anni mi aiuta. Però è un po' avvilente dopo una vita di studi, di sacrifici. Sto vendendo casa per cercare di farcela perché mi rendo conto che non ce la posso fare più. Incertezza e scelte obbligate pesano sulle donne. Le donne sono ancora più penalizzate sia quando sono in attività che lavorano perché non ci sono servizi adeguati a poterli supportare nella scelta di vita che fanno, anche nella maternità, e quindi molto spesso sono costretti ad abbandonare il posto di lavoro per prendersi cura dei figli e quindi poi al momento in cui andranno in pensione pagheranno amaramente queste loro scelte perché avranno delle pensioni molto più basse rispetto a quelle degli uomini. La UIL ha lanciato una campagna nazionale per dire no alla violenza economica sulle donne. Le altre notizie, i carabinieri di Siracusa indagano in tutte le direzioni per ricostruire la dinamica dell'agguato di ieri sera a Ortise. Ha ferito un giovane di 23 anni, Francesco Aloi. Sarebbe stato colpito da 2 piombini esplosi da una pistola d'aria compressa. Così un giovane di 23 anni di Priolo è stato ferito mentre era alla guida della sua auto a Ortigia. Tutto è accaduto intorno alle 20 in una domenica sera di paura, tra tanta gente e soprattutto bambini. Il ragazzo sarebbe stato avvicinato da una Vespa, con a bordo 2 giovani senza casco. Uno di loro gli avrebbe sparato colpendolo al collo e alla spalla. Ora si trova all'Umberto I, sotto
sotto osservazione ma non in gravi condizioni. Nella zona c'è qualche telecamera, anche se questo sarebbe un punto cieco. Sarà difficile quindi stabilire cosa è accaduto esattamente, ma i carabinieri del Norm stanno indagando a 360 gradi. Potrebbe essersi trattato di un regolamento di conti, ma anche di uno scambio di persona. Ancora non si esclude nessuna pista. Ma questa zona non è nuova ad episodi del genere. 32 anni fa qui fu ucciso il boss Salvatore Belfiore, detto Ucinisi. A Catania la polizia ha arrestato per droga e spaccio un ragazzo di 17 anni. Il giovane, che aveva avuto un diverbio con la compagna, anche lei minorenne, all'arrivo degli agenti ha tentato di disfarsi lanciandoli dal balcone di marijuana e hashish. Un tentativo inutile. Lancio di pietre e botte tra tifosi ieri pomeriggio a Vittoria, prima della partita tra il Vittoria Calcio e il Milazzo. Un agente di polizia ferito, una ragazza in ospedale in crisi di panico. Veronica Barbarino. Sono stati momenti di forte tensione quelli di ieri pomeriggio a Vittoria, dove poco prima dell'inizio della partita di cartello del campionato di eccellenza tra il Vittoria Calcio e il Milazzo, le opposte tifoserie si sono affrontate all'esterno dello stadio. Lancio di pietre e assalto fisico tra gli avversari hanno scatenato una rissa e panico anche tra i passanti. Una giornata di sport trasformata in violenza. Un agente di polizia in borghese sul posto per monitorare la situazione è stato ferito al piede e una ragazza portata in ospedale per una crisi di panico. Le autorità hanno avviato le indagini per identificare i responsabili degli scontri, anche attraverso le telecamere della zona. La partita poi si è svolta regolarmente e la società FC Vittoria Calcio, condannando l'episodio, ne ha preso le distanze. A Palermo confiscati oltre 2 milioni a una badante senza scrupoli. Condannata, si era impossessata dell'eredità milionaria di un imprenditore, sottraendolo al figlio disabile. Emanuela Corsi. Si era impossessata dei beni milionari di un ricco imprenditore italoamericano dopo aver circuito il figlio disabile e li aveva trasferiti all'estero. Una truffatrice di Misilmeri nel Palermitano è stata condannata per autoriciclaggio, prosciolta invece per intervenuta prescrizione dall'accusa di circonvenzione di incapace. Le indagini della Guardia di Finanza sono scattate tra il 2015 e il 2018, dopo le denunce del perito del tribunale incaricato di valutare le capacità del ragazzo. La donna era stata assunta come badante dall'imprenditore di origine siciliana, titolare di un'importante catena di lavanderie negli Stati Uniti, rientrato in Italia assieme al figlio. L'uomo aveva incaricato la donna con proprio testamento di occuparsi a vita del giovane affetto da una grave patologia. In cambio le aveva lasciato in eredità 31 beni, tra terreni e appartamenti, distribuiti nell'entroterra palermitano, per alcuni dei quali era stato concesso l'usufrutto al figlio. A quest'ultimo inoltre aveva lasciato in eredità anche diverse polizze assicurative per un valore di oltre 2 milioni di euro. Dopo la perdita del padre, il ragazzo aveva sviluppato un'attrazione affettiva nei confronti della badante, che approfittando della situazione si era fatta intestare le polizze sui propri conti correnti. Il denaro era stato trasferito con l'aiuto di uno dei figli conviventi sui conti bancari di una società ungherese, costituita ad hoc, di cui era socia unica, in modo da occultarne la reale provenienza. Da lì poi erano stati fatti altri trasferimenti verso paesi extracomunitari per rendere ancora più complesso il rintraccio. Dopo la condanna, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un provvedimento di confisca emesso dalla Procura per un ammontare di 2.150.000 euro. Siracusa, arance, clementine, limoni, privi di qualsiasi documento sulla provenienza. Sono soltanto alcuni dei 2.800 kg di prodotti che state vedendo sequestrati per irregolarità al mercato cittadino dal Corpo Forestale. Erogate sanzioni per 9.000 euro. Controllare la filiera agroalimentare è l'unico modo per tutelare il Made in Sicily e la salute dei cittadini, ha detto il Presidente della Regione Schifani. I controlli, ha aggiunto, servono anche a bloccare i prodotti provenienti dall'estero mascherati da marchi italiani. Politica. L'Assemblea Costituente archivia l'epoca di Grillo e Casaleggio e consegna il Movimento 5 Stelle a Conte. La Sicilia si allinea e adesso in molti si organizzano per il terzo mandato. Luca Ciliberti. Né di destra né di sinistra.
uno vale uno, noi non siamo come loro. Vecchi slogan di un movimento che fu e che oggi, dopo l'Assemblea Costituente, cambia pelle e diventa un partito come gli altri. Finisce l'era di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio e in parte forse si chiudono gli anni del populismo, della democrazia liquida e partecipata. Qualcuno ricorderà anche lo streaming dal Parlamento, una vera e propria rivoluzione. Con il leader politico, per tutti i grillini era l'elevato, che si presentò davanti a Bersani e Renzi per esprimere la linea di un nuovo polo. Adesso è tutto passato. Conte ha vinto la sfida della Costituente, lanciata all'indomani della batosta delle europee, e vede approvata in pieno la sua linea politica. La regola dei 2 mandati è stata seppellita dal 72% di sì alla modifica, solo il 29% voleva conservare il ruolo del garante. E in Sicilia, da sempre bacino elettorale del movimento, sono tutti allineati alle scelte del coordinatore Nuccio Di Paola, a caccia di una nuova chance. Il Movimento 5 Stelle vuole governare i comuni, vuole governare le regioni, facendo delle alleanze su punti programmatici, e insieme gli iscritti hanno deciso con forza che tutti quei dogmi che ci eravamo dati negli anni, che sono stati utilizzati spesso da altri partiti per poterci battere nelle elezioni comunali, nelle elezioni regionali, oggi devono essere in qualche modo tolti e bisogna evolversi sempre di più. Questo farà il Movimento 5 Stelle assieme al Presidente Giuseppe Conte. Dalle regionali del 2012 alle politiche, il Movimento 5 Stelle in Sicilia ha eletto decine di parlamentari regionali, deputati e senatori. Chi ha esaurito i 2 mandati ed è rimasto dentro il movimento oggi fa parte dei gabinetti dei nuovi eletti o è nei consigli comunali. Gli altri sono quasi tutti fuoriusciti, tra questi anche Giancarlo Cancelleri, già viceministro ai trasporti nel governo Conte bis e sottosegretario nel governo Draghi, o Ignazio Corrao, già capodelegazione del Parlamento europeo del Movimento 5 Stelle. Affari milionari in Sicilia. L'isola di Capopassero è stata venduta per 10 milioni di euro per farne un resort, un albergo di lusso. I Verdi chiedono che il governo a Roma se ne occupi con urgenza. Eva Spampinato. La caparra da 1 milione sarebbe già stata versata. Il contratto preliminare di acquisto con gli eredi del barone Bruno di Belmonte firmato. La cifra è a 6 zeri. La Lio Hospitality Venture One SRL, società italiana di investimento immobiliare con sede a Milano, pare abbia acquistato la tonnara di Portopalo e l'isola di Capopassero per 10 milioni di euro. Il progetto è quello di far sorgere un resort di lusso sui resti di una delle tonnare più antiche del mondo o sull'isola intera di Capopassero, estremo sud della Sicilia orientale, più a sud di Tunisi, un angolo sospeso tra Europa e Africa. Dal contratto è rimasta esclusa la vecchia fortezza borbonica del 1600, che è di proprietà della regione. E se il sindaco di Portopalo, Rachele Rocca, vede di buon occhio l'operazione, purché il sito venga tutelato con tutto quello che contiene, ha detto: non ci stanno i Verdi, che chiedono l'intervento del governo nazionale e se la prendono con il governo regionale, perché l'inerzia della regione Sicilia negli ultimi anni non ha permesso di completare l'istituzione della riserva naturale, ha detto il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli. Per questo motivo il deputato di Verdi e Sinistra chiede al ministro Pichetto Fratin e al ministro Giuli di intervenire per tutelare un'area di grande valore ambientale e culturale. A Siculiana, vicino ad Agrigento, è stato inaugurato un museo dedicato a un mito della Formula 1, a Ayrton Senna. I trisavoli del grande pilota brasiliano infatti erano siculianesi. Davide Sardo. A Siculiana, in provincia di Agrigento, romba ancora il motore di Formula 1 di Ayrton Senna. Nella cosiddetta città degli sposi si trovano le radici del campione brasiliano discendente per parte materna di una famiglia di Siculiana emigrata in Sud America. Così, nei locali della Torre dell'Orologio è stata allestita la mostra Ayrton Senna, testimonianze e racconto delle origini, con fotografie inedite e cimeli autentici, compresi caschi e tute indossati da Senna durante i Gran Premi. È un percorso di memoria e Ayrton Senna diventa ambasciatore non solo della sua storia, ma della storia di quanti alla fine dell'Ottocento si sono trasferiti altrove per trovare fortuna. Ma Ayrton Senna rappresenta molto di più, perché non solo è stato un campione di Formula 1, ma perché portava avanti dei valori dell'amicizia, della solidarietà, che sono valori che dobbiamo condividere. Per noi, per Imola, rappresenta sicuramente un momento difficile, perché noi abbiamo purtroppo Imola è stato il teatro della sua morte, però poi da lì è ripartito come un grande campione che guardava a grandi valori prima nella vita e poi nello sport. Il museo dedicato ad Ayrton Senna sarà inserito tra le iniziative di Agrigento, Capitale della Cultura 2025, in collaborazione con la TAS Torsida Ayrton Senna di Imola.
Breve pausa, tra poco per il calcio i rimpianti del Palermo per il pari con la Sampdoria e il Catania atteso da un nuovo derby con il Trapani. Vi aspettiamo, state con noi. Riprendiamo con il calcio, pari e rimpianti per il Palermo che al Barbera non va oltre l'1-1 con la Sampdoria. Marco Gullà. Probabilmente ai punti avrebbe vinto il Palermo, ma il calcio non è box e allora al Barbera la sfida con la Sampdoria termina in parità. 1-1, il Palermo continua a faticare in casa e soprattutto a non vincere. Le prime della classe volano, il Palermo deve invece abbandonare il sogno della promozione diretta e iniziare a lavorare su un altro tipo di campionato. E la formazione di Dionisi a partire meglio, anche se manca la concretezza sotto porta. Al primo affondo però la Sampdoria punisce e il 38esimo, quando un controllo errato in aria di Nicolau lascia campo libero a Tutino che non sbaglia davanti a Del Planche. Il match si stappa e allora dopo pochi minuti il Palermo, prima della fine del primo tempo, trova il pareggio. Verre per Di Francesco, tira giro e palla in rete, 1-1. Ripresa, il Palermo è più convincente per larghi tratti e si fa vedere più volte dalle parti del portiere avversario. Ranocchia va vicino al gol, il VAR corregge l'espulsione di Ferrari, si resta 11 contro 11. Nell'ultimo quarto d'ora, una volta Di Francesco e due Ledoaron potrebbero firmare la rete del sorpasso ai danni della Samp, ma senza inquadrare lo specchio della porta. E poi occasione finale per il turco Banica. È una partita, non dico a senso unico perché non è giusto dirlo, però onestamente abbiamo fatto veramente, i ragazzi hanno fatto una partita veramente importante. Mi dispiace tantissimo per il risultato perché non meritavamo di passare svantaggio. Certo è stato un nostro errore, la Sampdoria è stata brava a sfruttarlo, poi per il resto siamo stati quasi perfetti. Purtroppo non siamo stati perfetti e ora qualcosa che non mettiamo ci penalizza. Domenica Rosanero ancora in casa, arriva lo Spezia, secondo in classifica. Domani sera alla Massimino la sfida degli ottavi di Coppa Italia tra Catania e Trapani. Un nuovo derby tra rossazzurri e Granata a distanza di pochi giorni da quello di campionato. Francesco Triolo. Neanche il tempo di riprendere fiato, di analizzare il 2-2 di Avellino per rendersi conto di quegli aspetti positivi che hanno ridato entusiasmo alla squadra, che il Catania torna in campo già domani sera alle 20:30 al Massimino per la gara degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Trapani. Un altro derby contro il Granata, a pochi giorni da quello di campionato, a cui i rossazzurri arrivano carichi dopo la prestazione del Partenio, ma anche con le consuete difficoltà numeriche sul fronte giocatori. Ed infatti è difficile che Mimmo Toscano possa affidarsi ad un anche simile turnover, perché l'emergenza è sempre quella. Toscano proverà a recuperare qualcuno. Oggi ha fatto svolgere il mattinato un'altra seduta di allenamento, domani mattina ci sarà la sgambatura pre-gara, ma è complicato però riuscire ad avere pienamente a disposizione qualcuno in più. Inoltre c'è da ricordare che la squadra è tornata ad Avellino a tarda notte e sta recuperando anche la fatica della trasferta del Partenio. Al di là del fatto che sia Coppa, il Catania vuole comunque dare continuità ai propri risultati con l'obiettivo di superare il turno, magari entro i 90 minuti, ed evitare soprattutto ulteriori infortuni. Ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie e buon pomeriggio.